questo ci introduce insomma a parlare con i nostri ospiti, anche facendo riferimento all'intervista peraltro del segretario di Indipendenza Veneta Pizzati, che ha detto che come conseguenze pratiche, una delle conseguenze pratiche dell'indipendenza sarebbe anche quella di poter avere delle autostrade gratuite. Allora giriamo subito, diciamo, la parola a Lucio Leonardelli, che è stato vicepresidente di Autovie Venete e nel Consiglio di Veneto Strade, quindi insomma diciamo conosce bene il tema delle infrastrutture. Che ne pensa? Sarebbe possibile comunque lasciamo stare il discorso indipendenza che insomma è un po' ambizioso, diciamo se il Veneto fosse una regione autonoma, se avesse comunque una indipendenza di tipo fiscale, trattenesse delle risorse sul territorio, si potrebbero quantomeno liberalizzare alcuni tratti delle autostrade? Ma io credo che al di là appunto senza voler entrare nel merito della questione dell'indipendenza veneta o meno, sulla quale chiaramente anch'io ho la mia opinione, voglio dire, ma credo che siccome c'è libertà di parola, ognuno può dire quello che vuole, ovviamente, quindi il fatto di dire oggi che attraverso l'indipendenza si possa avere le autostrade gratis mi pare una cosa abbastanza, non vorrei essere offensivo nei confronti di chi l'ha detta, ma abbastanza ridicola. Il problema non è tanto il fatto di dire tratteniamo le risorse per avere le autostrade gratis, perché in primis le autostrade fanno parte ovviamente di un patrimonio che non è certamente né un patrimonio della regione né un patrimonio del territorio, ma fanno parte di un ente, nella fattispecie oggi il Ministero, che è l'ente concedente dell'autostrada, quindi voglio dire fatto salvo per quanto riguarda le autostrade che sono come dire, gestite poi direttamente dalle società concessionarie, quindi dire oggi tratteniamo i soldi per avere le autostrade gratis e dire, come dire, una banalità. E sono i soliti diciamo specchietti in qualche modo. Delle risorse si potrebbe in teoria contrattare con appunto. No, ma questo è un altro discorso. Questo è un altro discorso, perché voglio dire anche in Friuli Venezia Giulia voglio dire c'è un accordo tra la regione e la società concessionaria per non far transitare all'interno del territorio comunale di Latisana i mezzi pesanti, ma questo è un altro, fa parte di una trattativa che riguarda, ripeto, la società concessionaria e parte del territorio, ma questa esula dal ragionamento che mi pare sia stato fatto. Io non ho sentito l'intervista, ma ho in qualche modo appunto sentito come dire, la sostanza della cosa, e mi pare, ripeto, che sia abbastanza del tutto fuori luogo. Insomma, ecco, bisognerebbe a mio modo di vedere pesare molto bene le parole quando si dicono certe cose, perché si rischia di dire cose buttate là che probabilmente l'impatto iniziale è sicuramente un impatto forte, emotivo, però poi bisogna capire se ci sono i presupposti per far sì che questo o quello che si dice poi venga realmente realizzato, diciamo, e sia facilmente realizzabile. Avendo qualche miliardo di euro anche per lo stesso discorso della terza corsia sarebbe più facile, insomma, riuscire a stanziarli. Il problema è il patrimonio, cioè non è che, voglio dire, ripeto, la terza corsia una volta che dovesse essere fatta, ammesso che venga fatta, non è che rimanga patrimonio la società, cioè, ovvero l'autostrada delle due regioni a fattispecie, rimane un patrimonio dello Stato, in questo caso del Ministero, che può evidentemente, una volta scaduta la concessione, mettere in gara piuttosto che ridare la concessione, ammesso che la legge lo consenta, o quantomeno le norme lo consentono. Ad oggi non sarebbe possibile ridarlo ad una società di gestione, ma diverso è, ripeto, la gestione dell'autostrada quanto rispetto invece a far sì che si possa pagare o meno l'autostrada. Poi anche lì ci sono problemi di manutenzione, cioè i problemi sono molteplici, e dire banalmente teniamoci i soldi per dare le autostrade gratis, ripeto, è soltanto a mio modo di vedere una sciocchezza. Insomma.
Allora anche su questo naturalmente sentiremo poi le diverse opinioni, intanto però io volevo sentire Hermes Drigo, ambientalista, che insomma ha invocato più volte proprio per quanto riguarda la terza corsia in primis e in generale l'autostrada anche delle opere complementari, delle opere che possano insomma mitigare l'impatto di certe infrastrutture. Beh, forse insomma avendo in un modo o nell'altro, con l'autonomia, con l'indipendenza indifferente, con fondi europei, insomma, avendo tanti più soldi sul territorio, sarebbe possibile anche realizzare queste opere. Beh, innanzitutto se dobbiamo aspettare l'indipendenza del Veneto per completare un'opera, ho la vaga impressione che i tempi si allungherebbero di molto. Io però faccio un piccolo ragionamento, se mi permette, non sull'ambiente ma sulla politica, perché da un po' di tempo il mondo politico mi pare più indaffarato a trovare argomenti utili per continue campagne elettorali piuttosto che discutere e trovare eventuali soluzioni sui problemi che oggi ci sono. In questo caso mettere in piedi oggi una discussione se è utile o no l'indipendenza del Veneto, muovendo comuni eccetera, portando un dibattito su una questione che non è prioritaria e che comunque non è, come dire, facciamo parte di uno Stato, lavoriamo per migliorare lo Stato, o facciamo parte di un'associazione, chiamatela come volete, che ha come obiettivo ridurre l'Italia in 20 stati indipendenti, 21, 23, tanto si possono anche modificare. Quindi lei si confronterebbe con chi sostiene l'indipendenza sostenendo invece l'unità d'Italia? Sarebbe pronto? No, perché stavamo anche cercando, siccome tante volte si sono espresse delle persone appunto a favore dell'indipendenza, insomma volevamo anzi fare magari un confronto per... Proviamo per chi al referendum direbbe voto no, allora, voto per l'unità d'Italia. Dobbiamo dare i compiti a tutti in maniera abbastanza precisa. Chi fa politica ha, secondo me, dovrebbe avere il pregio di sapere e di valutare cosa succederà nel territorio nei prossimi 20 anni, cioè una visione lunga. E in base a una visione lunga, in base a una valutazione, deve avere degli obiettivi e deve avere una strategia. Obiettivi e strategia dovrebbero portare a questa visione lunga. No, se manca questo è inutile far politica, non c'è più il problema di far politica. Facciamo una campagna elettorale continua. Vogliamo discutere oggi dell'indipendenza del Veneto o vogliamo discutere il problema dei posti di lavoro o gli sprechi sempre all'interno della politica o la riforma elettorale? Vabbè, se vogliamo perdere tempo e discutere del Veneto indipendente, siamo qua. Allora, siamo pronti a ulteriori confronti su questo. Intanto